proprio nel momento del dolore, della perdita, difficile trovare le parole per sintetizzare un po' quello che è stato quest'uomo e quello che è stato, diciamo, quest'artista, sia per la famiglia, è ovvio, ma sia anche per quello che ha rappresentato per il giornalismo, per la cultura agrigentina e per il teatro siciliano, ecco. Va via veramente un pezzo di storia di questa provincia, di una generazione che non si è mai più ripetuta, che io non ho visto. Noto adesso nell'ambito artistico grandi giovani artisti di talento. Il mio suocero ha seminato tanto e l'ho letto veramente in una miriade di testimonianze di vecchi amici e di nuovi amici che hanno raccontato pezzi di un uomo, di un artista, perché mio suocero non apparteneva, ecco, solo alla famiglia, ma apparteneva a tante persone, non solo di Raffadali, che è il suo paese natio, ma di Agrigento, dove ha costruito la sua attività artistica, ma anche in altri paesi come Siculiana, come Cianciana, come Porto Empedocle, dove ha incontrato quello che è stato il suo maestro, Andrea Camilleri, di cui, ecco, era un grandissimo amico e con lui ha fatto tantissime regie. Vedo tantissimi di quei giovani qua a Raffadali rendergli omaggio, ma anche tantissimi che sono cresciuti con lui proprio in questi paesi, che hanno raccontato veramente pezzi di storie, sono pezzi che vanno messi assieme come un puzzle. Mio suocero in Salessi non appartiene solo alla famiglia, ai figli, alla moglie, non appartiene solo a me, ma appartiene a tanti, ecco. Enzo l'ho conosciuto nel lontano 1981, che io assieme a Franco Di Salvo siamo andati a disturbarlo alle prove che lui aveva con il piccolo teatro pirandelliano di Agrigento alla scuola elementare a Lauricella. Lui ci ha ricevuto e abbiamo discusso per un'eventuale sua regia alla nostra compagnia Teatro Stabile Costa Bianca, e lui ha accettato ben volentieri, e con lui abbiamo realizzato nel corso di più di 15 anni diverse opere che abbiamo portato in giro un po' per l'Italia e per l'Europa. Enzo è stato sicuramente un maestro eccellente a 360 gradi, ecco, perché ci ha insegnato innanzitutto il rispetto e la voglia di fare, l'entusiasmo, le prove, gli applausi, cioè gli abbracci dopo e le lacrime dopo di gioia, dopo ogni rappresentazione. I giovani devono seguire questo esempio e portare avanti il nome di Enzo Alessi nel fare teatro, nell'espletare appunto questa funzione artistica di grande spessore. Un uomo di straordinaria capacità intuitiva soprattutto, e che ha saputo guardare sempre avanti. E ovviamente è una grande perdita per il territorio della provincia di Agrigento, per la città di Raffadali
e un po' per tutta la cultura in sé. È una stella che adesso brilla nel firmamento. Lascia un vuoto incolmabile anche perché era dire un faro di luce in campo culturale, anzi dire poco. Evidentemente dobbiamo cercare di, attraverso il suo ricordo, di portare avanti quello che erano anche le sue aspirazioni, quello che lui voleva. Infatti dico, ha sempre collaborato in tutti gli ambiti culturali e il suo apporto è stato notevole. Un esempio per i giovani anche perché lui ha svolto molte attività rivolte ai giovani, non solo, ma aveva anche la capacità di scoprire nuovi talenti, di invogliarli a mettersi in gioco sia in campo letterario nella scrittura ma anche in campo artistico e quindi attori, registi, invogliava proprio a seguire questa strada anche se è una strada difficile e complessa. È stato un uomo che ha dedicato tutta la sua vita per la sua comunità, per la cultura, per l'arte, per il cinema, per il teatro. Una persona che lascia, secondo la comunità raffadale, un ricordo indelebile non solo per noi cittadini raffadalesi, ma per l'intera regione siciliana. Resterà un voto incolmabile nella cultura, non solo di Raffadali, ma comunque lui ha esportato ovunque questo suo amore per il sapere, questa sua voglia di trasmettere a tutti quanto fosse necessaria la conoscenza. E poi era uno spirito libero, un'anima libera, una persona che era fuori dai condizionamenti e in questo ha messo in luce proprio quanto la cultura che lui amava tanto faccia uomini liberi. Ecco, credo che mille insegnamenti ci lascia, ma questo è fondamentale. Lui era veramente un uomo libero, un uomo trasparente, un grandissimo esempio che lascia, ripeto, un voto che non sarà possibile colmare. Lui ha dato un impulso straordinario alla nostra emittente, ricordo i primi programmi di denuncia giornalistica con grande coraggio, il dito nell'occhio, controcorrente, proprio misero in evidenza questa sua libertà di mente, questo suo mettere a disposizione della libertà di ciascuno la conoscenza e quindi credo che veramente rimarrà un'icona assolutamente irrinunciabile per chi vorrà comunque costruire una società migliore seguendo il suo esempio. Enzo è stato un giornalista affottato e animato il confronto politico-culturale non solo a Raffadali ma in provincia d'Agrigento. E ricordo che deve rimanere, per questo la comunità di Raffadali si deve impegnare entro breve tempo a ricordarlo, anche dedicando qualcosa che ricorda l'impegno che ha mantenuto per lungo tempo nei confronti della città di Raffadali e per migliorare la cultura e per migliorare la vita anche degli stessi raffadalesi. Tutti i raffadalesi conservano un ottimo ricordo di Enzo. Non si vantava delle conoscenze che aveva,
Lui frequentava Andrea Camilleri, Pino Passalacqua, e grazie a lui Raffadali è stata frequentata da tanti protagonisti. È stato anche un politico, si è impegnato quale dirigente politico, e per questo abbiamo il dovere, tutti i raffadalesi, a ricordarlo dedicandolo, confermo, dedicando una strada, dedicando qualcosa che lo lascia ai posteri. È un uomo esemplare. Con Enzo abbiamo fatto tanto con TVA. Ricordo sempre quando lui veniva col giovane che poi è diventato famoso Montalbano, ricordo le prime trasmissioni teatrali che lui ha fatto insieme alla moglie e ai figli proprio a TVA, ricordo le varie trasmissioni, tanti speciali che abbiamo fatto dedicati alla cultura. Ciao Enzo. Voglio rivolgere a nome mio e della comunità che rappresento il mio più accorato sentimento di cordoglio e vicinanza alla famiglia, alla moglie Tonina che gli è stata accanto fino all'ultimo respiro, con cui ha condiviso tutto, amori e passioni, ai figli Filippo, Lucia e Gaetano, al genero Raimondo e all'unica nipote Luna, da lui definita luce dei miei occhi. Vorrei dirvi che avete avuto accanto un galantuomo. La nostra comunità si è fregiata di avere un galantuomo di altri tempi, un esempio da volare e da far tramandare, perché come dice Pirandello è molto più facile essere eroi che galantuomini. Eroi si può essere una volta tanto, galantuomo devi esserlo per sempre. E il nostro Enzo Alessi lo è stato sicuramente. Addio caro Enzo.